Allora Karin, 0 punti oggi ad Oristano, si dice che la partita rispecchia l'allenamento della settimana, magari c'era qualcosa da sistemare in più durante la settimana per arrivare qui con l'atteggiamento giusto, cosa ne pensi? Ma io in settimana purtroppo per infortunio e per altri motivi non ho potuto essere in campo e quindi vedere a che punto fosse la squadra. È evidente che oggi appunto è stato il risultato della settimana. Oggi non abbiamo dimostrato neanche un minimo di grinta in campo, cosa che hanno fatto le avversarie, e quindi il 4-2 è stato un risultato più che giusto. Si è recuperato subito il 2-2 all'inizio del secondo tempo, poi però, come dici, se sbagli anche per l'ennesima domenica 4 occasioni da gol, c'è qualcosa che non va davanti magari. Sì, abbiamo un problema sia in parte offensiva che difensiva, nato dal fatto che comunque abbiamo tante infortunate fuori e anche persone che per problemi personali non hanno potuto esserci oggi. Abbiamo creato anche delle occasioni il primo tempo che non si sono appunto concretizzate, è una problematica che abbiamo noi in questo campionato qua. In settimana si analizzerà la partita e cercheremo di fare meglio la prossima partita. Di sicuro l'inesperienza non paga molto in questo periodo, però c'è da tirare fuori tutto fino all'ultimo. Sì, c'è da tirare fuori tutto sin dal primo minuto, ma partendo anche dal martedì in allenamento e cercando di impegnarci sempre di più. La prossima partita, se non sbaglio, siamo contro le Torri. È una partita ostica, forse cerchiamo di recuperare qualche infortunio e affronteremo al meglio la partita.